Fin dalla prima serata per me è bellissimo, poi a tutte le serate sono una diversa dall'altra e quindi c'è questa possibilità di cambiare, mi fa bene. Un viaggio in 8 serate attraverso la storia del rock con Mattatore, il trevigiano Tolo Marton, tra i più raffinati chitarristi italiani. Come location una tenda da circo che fra la fine di agosto e queste prime settimane di settembre ha accolto migliaia di appassionati da tutto il nord-est. Ogni sera sul palco una leggenda, Beatles, Rolling Stone, The Doors, Led Zeppelin e tanti altri. Questo è il principio di The Rock Music Circus, per la prima volta a Silea, perché la cultura va intesa a 360 gradi. L'amministrazione è proprio stata contenta e felice di poter ospitare un evento di questa portata, di questa qualità e con un musicista di punta come Tolo Marton. L'organizzazione di Rock Music Circus è stata fondamentale per fornire un'opportunità di crescita culturale al territorio di Silea, ma non solo. Pandemia e assenza prolungata di concerti non hanno fatto venire meno la voglia di rock, anzi. Io vedo che sono sempre, come si dice, entusiasti. Poche volte mi è successo di avere un entusiasmo così, nonostante tutti i concerti che ho fatto in vita mia, cioè in questa situazione ho visto moltiplicarsi il fervore del pubblico. Il gran finale nel fine settimana venerdì con le canzoni più belle del rock e poi il botto con un grande ospite internazionale. Sabato si conclude invece con il grande ospite, il grande batterista di Deep Purple, Ian Pace, che con molto piacere ha accettato il nostro invito in quanto amico di Tolo e ci sarà una serata, penso, spettacolare. Quanto alla location, in una tenda da circo, assicura Tolon, è tutta un'altra musica. Questo qui è tutta un'altra cosa, un'esperienza unica che non avevo mai provato.